La sovrintendenza ha detto che la sede pertinenziale è Palazzo Soranzo Novello e grazie al lavoro di squadra tra amministrazione e sovrintendenza appunto l'apporto di Banca Terre Alte Venete ha fatto sì che oggi noi possiamo godere di questa bellezza. Finalmente è tornata là, dove era stata realizzata nel 1496 la Sacra Conversazione, opera che nel corso dei secoli ha vissuto diverse vicissitudini sin dal Settecento, quando Palazzo Soranzo Novello subì una radicale ristrutturazione. Gli archi del porticato vennero ribassati e la parte sommitale assorbita all'interno dello spazio residenziale, facendo così scomparire l'affresco realizzato proprio nel sottoportico. Solo nel 1961 la Sacra Conversazione rivide la luce. Su indicazione della sovrintendenza l'opera venne staccata e stabilizzata su tela, restaurata e collocata nella hall di un istituto di credito. Dopo il fallimento di Banca Popolare di Vicenza nel 2020 il dipinto venne prelevato per essere messo all'asta. Provvidenziale fu la segnalazione di alcuni cittadini. Ha visto che stava uscendo dalla porta, o direi meglio dal portone, quest'opera e quindi Fabio e Marco Mondi da un lato e il professore Lia Borignon Favero dall'altro che ci hanno sollecitato affinché come museo e comune ci si facesse carico di recuperare quest'opera. A seguito di un'attenta istruttoria, l'affresco venne dichiarato oggetto di interesse culturale particolarmente importante e vincolato a Palazzo Soranzo Novello, dov'è ora tornato. Questo palazzo è un tassello che mancava alla città e che potenzialmente, spiega il sindaco Marcon, ci permette di competere ad alti livelli sotto il profilo di proposte culturali. È un primo passo verso la costruzione, il rafforzamento, la narrazione di un patrimonio museale che è ancora in corso di indagine.